Allora, brevemente vorrei spiegare insomma più o meno cosa sono i zanguzzi d'orzo. I zanguzzi d'orzo sono degli inghiottitoi all'interno della quale viene convogliata l'acqua di 2 corsi d'acqua in questo caso. L'acqua appunto raccolta nel bacino che fondamentalmente è formato da un substrato impermeabile, viene raccolta e poi confluisce all'interno di questi inghiottitoi che sono dei sistemi carsici, quindi impostati in delle rocce calcaree fortemente permeabili, che appunto il fiume, una volta inghiottito, riprende il suo percorso attraverso un cammino sotterraneo e le acque poi vengono restituite attraverso delle sorgenti. Nel caso specifico dei zanguzzi d'orzo del Salto di Quirra, le sorgenti si trovano nella parte orientale dell'altopiano, confluiscono nel Rio Susuvulu, che a sua volta poi confluisce nel Rio San Giorgio per poi arrivare al Rio Quirra. Praticamente io mi volevo soffermare soprattutto sulla caratteristica rappresentata dalla forte vulnerabilità dei sistemi carsici, ossia della loro capacità e della loro suscettibilità allo spostamento delle sostanze inquinanti, perché all'interno del proprio bacino idrografico e quindi nel suo percorso superficiale il corso d'acqua prende in carico tutte le sostanze che eventualmente ci sono in superficie, tra cui anche sostanze inquinanti. E proprio a causa della velocità dell'alta velocità del flusso dell'acqua all'interno di questi sistemi carsici, le sostanze inquinanti possono essere trascritte, possono sia essere concentrate all'interno delle grotte, all'interno dei cunicoli, e poi basterebbe semplicemente un evento di fiera per trasferirle in concentrazioni molto elevate, in velocità anche molto elevate, per andare a terminare poi nelle sorgenti che eventualmente potrebbero essere utilizzate per usi diversi, tra cui insomma anche usi civici o comunque usi anche insomma semplicemente anche potrebbero essere sia beveratoi anche per gli animali eccetera. Quindi nel caso del Salto di Quirra, il bacino idrografico soprattutto del Rio Sanguzzi d'Orzo Umano, che va poi a seguire il Sanguzzi d'Orzo Umano, ricade in una zona in cui effettivamente ci sono delle esercitazioni, per cui dalle foto stesse si vede che all'interno della grotta ci sono dei reti proprio visibili delle esercitazioni, nulla toglie appunto che ci possono essere delle sostanze inquinanti che appunto, come ho spiegato, potrebbero tranquillamente arrivare alle sorgenti, e non solo, adesso si costruisce anche un aeroporto in superficie, per cui alle acque che confluiscono nel fiume ci sono chiaramente anche le acque che dalla superficie confluiscono negli acquiferi, per cui comunque sicuramente c'è una condizione di rischio molto elevata in generale. E poi adesso passo la palla. Sì, io invece volevo parlare volevo parlarvi di un animale che vive in questa grotta, che si chiama Leuprocto, che è meno famoso del Tritone, però è una specie in via di estinzione, ed è il pericolo praticamente vive solo in Sardegna ed è dichiarata ormai specie quasi scomparsa. Questo Leuprocto, che ogni tanto compare anche su quel mondo. Non la rana gigante? No. Comunque ci sono le foto alternative. Appartiene alla famiglia delle salamandre ed è un animale molto sensibile all'inquinamento. Poi Leuprocto è abbastanza diffuso, diciamo, a macchia di leopardo in tutta la Sardegna, però la popolazione che vive nel Sacragus vive dentro la grotta ed è l'unica che vive dentro una grotta di questi. Gli altri normalmente vivono in ruscelli di montagna, eccetera. E quindi in Sardegna, oltre che vivere solo in Sardegna, questa particolare popolazione
ha questa caratteristica appunto che vive in grotta, mentre il geotritone ovunque in Sardegna vive sempre in grotta. Questo qui invece c'ha questo aspetto un po' strano. Poi, vabbè, altri animali, i pipistrelli, che tutti tendono a considerarli poco, invece i pipistrelli sono importantissimi per l'agricoltura perché sono dei cacciatori di insetti, riescono a mangiare una quantità di insetti pari al loro peso ogni notte, quindi sterminano qualsiasi insetto, soprattutto i coleotteri che sono i più dannosi in natura. Il barieso, gli abitanti di Bari. poi ovviamente c'è il geotritone che è famoso, insomma, in Sardegna esistono 3 specie, quella che vive qua nel Sarrabus, lo Speleomantes imperialis si chiama, e vive appunto nel Sarrabus, in questa Nogliacca, in questa zona. Poi altro non so che dire. Poi vabbè, l'equilibrio ecologico delle grotte ovviamente è risaputo che è estremamente delicato, quindi si instaurano dei cicli di alimentazione tra animali, muffe, batteri eccetera, che sono molto importanti anche per la depurazione stessa dell'acqua, per instaurare dei meccanismi di depurazione naturali. Altro non so che cosa dire.